In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Si decide in Parlamento, ma vanno rispettati tempi e conti. L'assessore all'economia Marco Falcone rassicura chi chiede che il dibattito sulla manovra finanziaria si svolga in Parlamento, ma mette paletti chiari. Il governo è di questo stesso avviso, dice Falcone, tutti i partiti saranno coinvolti, ma sempre mettendo al primo posto la salvaguardia dei conti della regione e rispettando comunque le tempistiche programmate. Calenda e De Luca, indovinate chi è il bugiardo? Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ieri dichiarava: abbiamo un'interlocuzione in corso con Calenda, parliamo di un accordo elettorale che consenta alle parti in campo di esprimere la propria progettualità. Poco prima su Sky TG24 Carlo Calenda rilasciava una dichiarazione esattamente opposta ad una giornalista che gli chiedeva di un accordo elettorale con De Luca alle europee. È una menzogna, ha detto Calenda, non c'è alcun accordo con Cateno De Luca. Io ho visto Cateno De Luca su sua richiesta, è venuto in ufficio da me e gli ho spiegato che la politica come intrattenimento non è accettabile. Uno dei due mente, noi abbiamo un sospetto, e voi? Sicilia, Regione Europea della Gastronomia 2025. Da ieri la Sicilia è ufficialmente Regione Europea della Gastronomia 2025, prima regione in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento assegnato dall'Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo. La giuria, dopo aver valutato il fascicolo relativo alla Sicilia, ha visitato la regione per valutarne l'adeguatezza ad ospitare le manifestazioni legate al riconoscimento. Stabilizzazione dei lavoratori ASU. Rappresentanti dell'assessorato al lavoro si sono incontrati con i sindacati per illustrare la norma che va verso la stabilizzazione dei lavoratori ASU. Nella norma contenuta nel disegno di legge di stabilità è previsto che ogni lavoratore potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali oppure mantenere il sussidio fino a 36 ore a settimana. Siamo giunti, ha dichiarato l'assessora Anuccia Albano, all'approvazione di un testo che darà dignità ai 3.700 lavoratori ASU. Voucher per lo sport per famiglie a basso reddito. Oltre 800.000 euro erogati dall'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, destinati a voucher per incentivare la partecipazione ad attività sportive dei ragazzi under 16 di famiglie a basso reddito. Beneficiari dei voucher del valore di 50 euro al mese sono stati circa 6.000 ragazzi dai 6 ai 16 anni di famiglie il cui valore ISEE non supera i 12.000 euro. Cala l'inflazione e in Sicilia anche i prezzi. Rallenta l'inflazione e tutti iniziano a tirare un sospiro di sollievo. A novembre l'indice dei prezzi al consumo registra una diminuzione dello 0,5% su base mensile e un aumento di 0,7% su base annua. E in Sicilia si arriva persino a valori negativi. Nel confronto tra le regioni la Sicilia è penultima a pari merito con l'Abruzzo con meno 0,4% e dietro soltanto al Molise. Per quanto riguarda le città, Palermo ha un'inflazione pari a 0, Messina pari a meno 0,2% e Catania a meno 0,7%. Finalmente non solo l'aumento dei prezzi rallenta, ma in alcuni casi diventa negativo. Speriamo che il trend resista. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.